la gente, perché io soldi non ne ho preso, gli scrivo gli scrivo alle persone, purtroppo i pagliacci, perché il pagliaccio scemo ti compra a te dalla testa e i piedi, se un pagliaccio torna i soldi alla gente, lo sai perché non ti abbiamo mollato, lo sai perché non ci vogliamo più lavorare con te, perché tu camminavi con un artista, con un collega, Daniele De Martino, adesso lo diciamo, visto che tu fai passare la gente per pazza, come pretendi che io potevo mettere una persona come te nel mio staff e tu che camminavi con Daniele De Martino e ti usciva lo schifo, mi hai raccontato vita, morte e miracolo di Daniele De Martino e tu pensi che potevo fidare una persona come te? E testa di cazzo. Comunque ti garantisco io, Andrea Zieta, che tu a livello lavorativo hai finito di lavorare, te lo garantisco io. Queste cose non ne faccio, pure i buffoni come te, ladri soprattutto, devono uscire allo scoperto e ti garantisco che tu hai finito di lavorare. Tu non lavorerai più perché ti metterò i bastoni tra le ruote a 100% con tutti i cantanti. E ragazzi, mi raccomando, voi fan soprattutto, ricordatevi Ciro Monti, non andate mai alle feste di questo qua, anche perché ora avviserò amici miei cantanti e tu con te serate non ne faranno più. Stiamo parlando di uno che comunque, ragazzi, veramente dovrebbe tornare agli acconti napolitani e dice che noi siamo pagliacci, non l'avrei mai fatto e tu no, ma dici che noi siamo pagliacci, scemo così. A uno come può dire mai alla gente che io sono pagliaccio io, che con te i vestiti non le scambierei nemmeno da morto, perché il mio sei uno scemo. Comunque ragazzi, scusate lo sfogo, poi se mi è uscita qualche frase un po' particolare, però purtroppo esiste sta gente, a volte mi fa così, grippare male, capito? Comunque ragazzi, mi raccomando, fate girare questo nome di questo pagliaccio, che ci scrive pagliaccio alla gente. Un pezzo di scemo del genere, ci dice pagliaccio, che gli dice alla gente che io sono uno come me il pagliaccio, un pezzo di scemi questo, che proprio solo guardate in faccia ci te scemo io proprio. Poi che siete bravi a parlare dietro, ma comunque dai, ti garantisco che hai finito di lavorare. Ti mando un bacio e torno a fare le tue latrate, perché